Ha un grande significato. Io ringrazio Primavera Prosecco per aver scelto di partire qui da Malga Mariec, ringrazio la banda cittadina Saggio da Fabbro che con un paio di giorni di preavviso ha voluto essere qui proprio per testimoniare che c'è, la banda è sempre stata presente nei momenti importanti delle nostre comunità. Ecco, oggi davvero ripartiamo con grande voglia e un in bocca al lupo a tutti, soprattutto alle persone che vivono e lavorano nella nostra montagna. Con Canali il Canal, qui festa grande, allora siamo partiti alla grande, eh? Buongiorno, sì, tolgo gli occhiali così vi vedo bene, cioè mi vedranno bene loro e sono contentissimo di essere qua, è un posto pazzesco, ma già lo sapevo, sono solo ritornato, con la banda è ancora più bello. E festa grande, sì, siamo contenti di questa giornata, speriamo che simbolicamente si possa chiudere la pagina triste dei mesi scorsi, insomma. Anche sulla base della tua esperienza, quanto bisogno ha la gente adesso di tornare alla normalità, di divertirsi, anche di qualcosa di leggero? Abbiamo tutti bisogno, io non ho più paura, però c'è gente che ha ancora un po' di paura, bisogna rispettare le regole anche adesso, bisogna insomma sempre stare all'occhio, stare lontani. E guardate cosa c'è alle mie spalle, guardate la cornice di questa mattinata, devo veramente ringraziare l'Umpli, la Primavera del Prosecco per questa bella iniziativa che fa vedere come il nostro territorio sia assolutamente vivo, abbia voglia di rialzarsi dopo un periodo sicuramente difficile, però oggi ci dà tanta speranza, ci fa vedere che abbiamo un futuro bello davanti come questo paesaggio, un futuro veramente roseo e soprattutto abbiamo tanta voglia di ripartire, abbiamo tanti volontari su cui puntare e questa è la forza del nostro territorio. Questa è la realtà del nostro territorio perché io ricordo che ad esempio il mondo del Proloco fa già parte di quello che è il mondo del turismo, è già previsto dal piano strategico del turismo in Veneto, proprio che le Proloco siano un braccio operativo che gestiscono gli uffici territoriali per il turismo e quindi è già una realtà il fatto di collaborare tra pubblico, privato e volontariato e questa è la forza del nostro Veneto e da questo che noi ripartiremo. Dobbiamo dare un messaggio di fiducia e di speranza alle tante persone che appunto hanno vissuto tutte queste difficoltà comportate da questa emergenza sanitaria. Oggi qui sul massiccio del Cesena daremo appunto inizio a questa manifestazione Festa Granda che vuole insomma cercare un po' di portare alla normalità qua, poi possiamo vedere tutta la provincia di Treviso ma addirittura fino alla laguna di Venezia e quindi tutte le bellezze che il nostro territorio offre. Noi siamo pronti anche dal punto di vista turistico ad ospitare i turisti stranieri ma non solo, anche i nostri italiani, perché abbiamo tanto da far vedere. Il distanziamento sociale, come lo potete notare, c'è e quindi siamo ottimisti e positivi a questa nuova ripartenza. Grazie all'Umpli, loro hanno capacità, immaginazione e quindi dobbiamo a loro questa ripartenza e mi fa piacere che siano ripartiti dall'agricoltura, perché la montagna qua, la Malga soprattutto, è agricoltura. In questo periodo di pandemia l'agricoltura ha dimostrato che è stata indispensabile per portare il cibo a tutti, perché l'agricoltura ha continuato a lavorare, a produrre e abbiamo anche dimostrato che non siamo e non sono i responsabili dell'inquinamento perché è calato nonostante che l'agricoltura ha continuato a lavorare e quindi tutto è continuato, tutto ha funzionato. Oggi bisogna ripartire appunto dalle origini, e cioè da dove siamo nati, dalla terra, per produrre sempre meglio, per tenere l'ambiente pulito e sano, perché la natura ci ha dimostrato che si ribella e questo è un segno e quindi dobbiamo e speriamo di aver imparato qualcosa di importante. Visto che quest'anno purtroppo Primavera del Prosecco non si è potuta svolgere, abbiamo voluto dare un segnale forte di ripresa del territorio. Il territorio ha voglia di muoversi, ha voglia di Primavera del Prosecco, ma perché oggi diamo un segnale ben forte, diciamo, di una ripresa di un territorio che era pronto prima del Covid, appunto, dopo essere diventato patrimonio dell'umanità, era pronta e in questo modo qua si vede che è pronta, basta vedere l'affluenza che c'è oggi e la voglia che c'è di mettersi a andare di nuovo tutti quanti assieme.